sguardo si innalza a te, o Signore. Il mio sguardo si innalza a te, o Signore. Signore, pietà. Padre nostro che sei in cielo. Fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La parola al signor Sindaco per la commemorazione dei nostri caduti. Soldati d'Italia, italiani, ci troviamo qui oggi per celebrare la giornata della conclusione vittoriosa della Grande Guerra. Sono passati 66 anni da quel lontano 4 novembre del 1918, giorno in cui, con l'annessione di Trento e Trieste, si realizzò il sogno del risorgimento e si costituì la nazione Italia, nella sua unità etnica, linguistica e religiosa, con confini certi e sicuri. Soldati e popolo italiano, uniti in un solo ideale, stanno lì a dimostrare nei tempi al mondo intero il pesante tributo di vita e di sacrifici pagato a difesa e a formazione della nostra patria, della pace, delle istituzioni democratiche. Noi vi esortiamo a continuare sull'esempio dei vostri padri, ispirati da alti valori, per la costruzione di un'Italia sempre più unita, sempre più sicura e sempre migliore. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! Socio Marchesan Augusto. Socio Cerchier Severino. Il socio Marchesan Luigi.
socio sarto Giuseppe. Ora passa la parola al Presidente della sezione combattenti di Cavaro. Con lettura del manifesto del 4 novembre 1984. Combattenti, celebriamo il 66esimo anniversario di Vittorio Veneto, ricordando i caduti di tutte le guerre e coloro che offrirono sacrifici e sangue per la libertà e l'indipendenza della patria. Celebriamo la giornata delle forze armate. Abbracciamo fraternamente tutti i giovani che prestano il loro servizio per la sicurezza della patria. Nel 40° anniversario della lotta di liberazione esaltiamo i valori perenni che hanno suscitato e rinvigorito il travaglio del popolo italiano per realizzare libere e democratiche istituzioni, indicandoli come fondamenta del progresso civile e sociale della nazione. Rinnoviamo il nostro impegno ad operare per preservare la pace nella sicurezza e nella fraternità fra tutti i popoli. Confermiamo il nostro servizio alla comunità nazionale con l'orgoglio dei sacrifici compiuti, con la certezza che non sono stati vani e con la speranza che non siano mortificati. Come litoni innalziamo il tricolore della patria che tutti ci unisce, nel quale si esprimono la storia, la gloria, l'avvenire del popolo italiano. E viva l'Italia e viva i combattenti! Finita la cerimonia, le autorità civili e militari e religiose sono invitate di portarsi alla casa del combattente per un modesto brindisi ai combattenti. Viva l'Italia!